Buonasera a tutti, gentile pubblico. Con le immagini ci troviamo a Jolo per seguire insieme la 31esima Coppa Melani organizzata dalla Cipriani Gestri Bottegone. Coppa che dopo un'inattività di 20 anni ritorna a riproporsi nel mondo della categoria Juniores e che quest'oggi vede al via 12 squadre con 62 ragazzi alla partenza. Gara caratterizzata da un circuito di 3 km 800 metri interamente pianeggiante che gli atleti dovranno ripetere per un totale di 21 giri. Quindi gara, come vi dicevo, che era stata riportata alla luce dopo 20 anni grazie all'aiuto della squadra della Cipriani Gestri e i suoi sponsor, ma anche grazie a degli sponsor locali come possono essere Lombardi Alessandro, la macelleria e salumeria e polleria, la bottega del vino, il circolo Arci di Sant'Andrea, il circolo MCL di Jolo e gli sportivi di Jolo. Quindi una grande organizzazione da parte della squadra e degli enti locali per far sì che questa 31esima Coppa Melani potesse prendere il via sulle strade qua a Jolo. Tanti i favoriti, nonostante c'era la corsa questa mattina a Solighetto, sempre per la categoria Juniores, ma tanti nomi che potrebbero far bene qui oggi, a partire da un Verona Stefano della Berti Mobili, che anche se quest'anno non è riuscito a raccogliere dei grandi piazzamenti, potrebbe essere sempre un nome di spicco. A seguire possiamo trovare anche Genovese Nicola del team Dynatech Sicilia, che quest'anno ha già conseguito 3 vittorie e in più è anche campione regionale della Sicilia. Guardando altre squadre, quella organizzatrice, troviamo un Tomi Marco che nella categoria allievi l'anno scorso ha riportato dei grandi allori e che quest'anno rientra alle gare dopo un periodo di inattività e quindi potrebbe essere un nome da poter sfruttare. Per quanto riguarda la fine dei favoriti, troviamo anche un Andrei Voicu del GS Ubaldo Signori, che è già stato vincitore di una gara quest'anno e anche vincitore della maglia dei traguardi volanti al Giro delle Province Toscane. Ultimo, ma non in ordine di importanza, troviamo anche il corridore dell'Aquila Ganzaroli, Friscia Lorenzo, che in un percorso così tutto pianeggiante potrebbe, nonostante tutto, dire la sua, perché si è dimostrato corridore abbastanza veloce. Ormai i corridori sono già partiti e ci troviamo nelle battute iniziali di questa 31esima Coppa Melani, gruppo che per il momento sta transitando sempre compatto, con il numero 63 adesso a fare l'andatura è Comelli Andrea del team Vettorini. Vi dicevo 12 squadre che hanno preso il via e troviamo infatti la squadra organizzatrice della GS Bottegone, a seguire il GS Campi Bisenzio, poi la C Pedale Vianova, poi a seguire la Big Hunter, l'Ubaldo Signori, la Berti Mobili, la SS Aquila Ganzaroli, la Stabia per Finish, che oggi è presente con un solo esponente, Roberto Brogi, il team Dynatech, che come vi dicevo è il team di appartenenza di Nicola Genovese, poi il team Prodotti Chellini, il team Vettorini e l'UC Coltano Grube. Battute iniziali di questa 31esima Coppa Melani, come si vede anche dalle immagini, gruppo sempre compatto, sempre uomini del team Vettorino a fare l'andatura, e in questo momento provano a forzare i tempi e si forma un quartetto che prende un leggero margine di vantaggio. Vedremo a breve la composizione. Sono i numeri 42, 16, 60 e 59, con il numero 42 proprio uno dei favoriti di quest'oggi, ovvero Verona della Berti Mobili. Poi con il numero 16 troviamo Zucconi della Campi Bisenzio, con il numero 60 a seguire Castiello del team Vettorini, con il 59 sempre del team Vettorini Bigi Fabio. Quindi un'azione che ha preso un leggero margine di vantaggio, 50 metri quando manca 19 giri alla conclusione dei 21 prestabiliti, gruppo che transita davanti alle nostre telecamere con un 50 metri di ritardo, come vi dicevo prima, anche se sembra che non voglia far andare via nessuno, sta controllando per il momento la corsa e il folto del gruppo, e vedremo se riusciranno a prendere vantaggio oppure saranno ripresi. E niente da fare, ripresi i 4 attaccanti di prima, e quindi adesso vediamo un esponente della squadra del Campi Bisenzio, vedremo fra poco di chi si tratta, con il numero 13 Rossi Morgan, corridore come vi dicevo della Campi Bisenzio, che quest'anno ha già ottenuto un secondo posto, che prova a prendere l'iniziativa e a sganciarsi dal gruppo. Sta arrivando anche un uomo della Ubaldo Signori Guarducci Costruzioni, che cerca di portarsi su Rossi, quindi si sta per formare un duetto
al comando. Vedremo fra un poco di chi si tratta, sembrava con il numero 29 Costanzone, quindi vediamo sempre con il numero 13 in questo momento Rossi Morgan del team Campi Bisenzio, che è stato ripreso dall'atleta dell'Ubaldo Signori, ricordiamolo, Costanzone, quindi un duetto che si è formato al comando. Hanno un vantaggio minimo anche questi attaccanti, vedete sempre una cinquantina di metri loro vantaggio quando passano sotto lo striscione di arrivo che segna 12 giri alla conclusione. E quindi sempre la coppia al comando che adesso sta per essere ripresa da un altro esponente. Si tratta con il numero 43 Acco Francesco della Aquila Ganzaroli, che si è riportato sulla coppia al comando e che cerca di andarsene solitario. Sempre da solo rimane Acco in questo momento, non riceve la compagnia, come abbiamo visto, di Costanzone e di Rossi, che stanno per essere ripresi dal folto del gruppo che ormai è lì alle spalle e sta rientrando in questo momento, quindi possiamo dire nuovamente gruppo compatto, anche se in questo momento si è frazionato. Comunque sia forte l'andatura per quanto riguarda questa gara riservata alla categoria juniors. Vi ricordo 21 giri per un totale di 79 km 800 metri. Ricordo un giro misura 3 km 800 metri. Cambia nuovamente la situazione al comando, ripreso il tentativo precedente che vedeva gli attaccanti Acco, Rossi e Costanzone, e in questo momento troviamo un esponente del team Aquila Ganzaroli quando manca 10 giri alla conclusione. Si tratta di Catarzi Marco e insieme a lui anche con il numero 63 Comelli Andrea del team Vettorini. I due hanno un vantaggio in questo momento di una quindicina di secondi dal folto del gruppo. Insiste l'azione dei due al comando. Vi ricordo gli esponenti del team Aquila Ganzaroli e del team Vettorini sono con il 44 Catarzi e con il 63 Comelli. Questi due nuovi avventurieri hanno in questo momento un vantaggio che si incrementa e va a sfiorare i 20 secondi, quindi ottimo l'accordo dei due attaccanti di giornata, gruppo che in questo momento non sta inseguendo, e si è formato un quintetto all'inseguimento dei due battistrada. Vediamo di chi si tratta. Con il numero 45 abbiamo Ciaccheri dell'Aquila Ganzaroli, con il numero 14 Salvi della Campi Bisenzio, con il 52 invece Bracali del team Prodotti Chiellini, con il 41 abbiamo Tonazzini Marco della Berti Mobile, con il 28 ultimo a chiudere questo quintetto è Bellini Daniele dello Ubaldo Signori. Quindi sono in 5 che si riportano in questo momento sulla coppia al comando, e quindi si forma un pelotoncino davanti forte di 7 unità che sta cercando di prendere il largo quando siamo sulla tangenziale, e il gruppo viene segnalato in questo momento sempre a 20 secondi, quindi il ritardo del gruppo che rimane invariato, 20 secondi che li dividono dalla testa della corsa, dalla testa composta da 7 unità, anche se in questo momento non vediamo grande accordo, tanti gli scatti anche davanti, e vedremo se riusciranno a prendere il largo oppure sarà vanificato anche questo tentativo di attacco. Vi ricordo mancano in questo momento 10 giri alla conclusione. Passa in questo momento il gruppo trainato dalle maglie della Ubaldo Signori per un Andrei Voicu che in un percorso come oggi potrebbe dire la sua. Era stato nominato anche all'inizio fra i favoriti insieme a Verona della Berti, poi Friscia dell'Aquila Ganzaroli, Genovesi del team Dynatec e poi anche un Tomi Marco che ritorna alle gare dopo un periodo di stop e che nella categoria allievi aveva dimostrato delle grandi performance. Il gruppo in questo momento recupera qualcosa, non più 20 secondi, passano a 15, quindi 15 secondi di ritardo per il gruppo che si sta riportando sui 7 al comando, quando ci stiamo per riportare in questo momento nelle strade, nelle prime abitazioni della località di Iolo. Gruppo che adesso è quasi sul direzione di arrivo, quindi sta per transitare sotto lo striscione. Questi sono gli attaccanti davanti quando mancano 9 giri alla conclusione. Adesso con il numero 16 vediamo Zucconi della Campi Bisenzio a trainare il folto. A seguire dietro di lui un uomo dell'Aquila Ganzaroli con il numero 44 e sempre Catarzi. Quando passano adesso sotto l'arrivo il contagiri che segnala 8 giri alla conclusione.
8 giri alla conclusione, si è diviso, erano stati ripresi gli attaccanti iniziali, 7 iniziali, e si era diviso il gruppo in 2 tronconi che vedeva una ventina di unità davanti con 10 secondi sul restante del gruppo. Facciamo sfilare questa prima parte. A chiudere questa composizione il numero 25 Guastini della Big Hunter, e ricambia nuovamente la situazione al comando. Vediamo il gruppo che sta cercando di rientrare, quello che è rimasto dietro cerca di rientrare sulla prima avanguardia, in questa parte del gruppo che subiva un ritardo di 10 secondi. I numeri davanti erano, quelli che abbiamo visto davanti erano con il numero 13 Rossi Morgan nuovamente, e poi con il numero 8 trovavamo Tommy Marco della Bottegone, poi 44 invece per Catarzi, e adesso cambia nuovamente la situazione al comando, un nuovo attacco della società dell'Aquila Ganzaroli, molto attiva questa squadra che ha già provato diverse volte ad evadere dal gruppo. Avevamo visto con il numero 45 Ciaccheri Simone dell'Aquila Ganzaroli che aveva provato nuovamente ad uscire dal gruppo. Adesso sono in 3 al suo inseguimento, esponenti della Berti, della Campi Bisenzio e della Ubaldo Signori Guarducci Costruzioni, che cercano di riportarsi su Ciaccheri. Quasi ormai riuscito il ricongiungimento, quindi sono in 4 che formano in questo momento la testa della corsa con un leggero margine di vantaggio su quello che è il gruppo. Infatti il gruppo è lì, adesso trainato da Genovese del team Dynatech, l'unico esponente di questa società siciliana. Gruppo anche se compatto, allungatissimo, che si sta riportando sui 4 di testa. E quindi nuovamente gruppo compatto, lo lasciamo sfilare in questo momento davanti alle nostre telecamere, lasciamo sfilare tutti e 62 i partenti di questa 31esima Coppa Melani. Ringraziamo anche il collegio di giuria che ha dato il suo servizio qui oggi, dal presidente Collegiani Maurizio, poi il componente Matteo Giuseppe, il componente in moto Gironi Alessio, il giudice d'arrivo Noccioli Franco, con il direttore di corsa Gambacciani Rodolfo e Rampogni Sanzio. La scorta tecnica invece è quella del Moto Guzzi di Prato, radio informazioni di Francesco Neri, e il servizio sanitario è quello della pubblica assistenza all'Avvenire di Prato, con la collaborazione del medico di gara, la dottoressa Lorini. Quindi ritransita nuovamente il gruppo sotto l'arrivo compatto e cambia nuovamente la situazione. Qui con il numero 43 riprova nuovamente ad attaccare Acco, insieme a lui anche esponenti della Big Hunter e poi della Berti Mobili. Vedremo di chi si tratta, se riusciamo poi a scorgere i numeri. Abbiamo visto sicuramente con il numero 43 Acco dell'Aquila Ganzaroli, che anche in questo momento sta facendo l'andatura, quindi molto attivo il corridore della società fiorentina. Dietro di lui maglie Big Hunter, Berti Mobili a seguire. Stiamo sempre cercando di vedere i numeri per potervi dire di chi si tratta. Con il numero 23 della Big Hunter è Battagliadino, poi con il numero 37 della Berti Mobili e Campigli Nicola, e a fine abbiamo anche un esponente del team prodotti Chiellini, trattasi del numero 57 Tani Davide. Quindi questo è il quartetto che si è avvantaggiato in questo momento e che ha un minimo vantaggio sul gruppo, come tutte le fughe che hanno preso parte in questa gara, in questa competizione. Dietro il gruppo che sta tirando veramente forte, trainato dalle maglie della Ubaldo Signori Guarducci Costruzioni. Ricordiamolo per Andrei Voico, grande il lavoro dei compagni di squadra. In questo momento è nuovamente Costanzone che si porta davanti a fare l'andatura per cercare di riportarsi sul quartetto al comando. Vantaggio che diminuisce da 10 secondi, ormai sono 6, 4 secondi ormai li vedono, ce l'hanno nel mirino, quindi possiamo dire che anche questo tentativo di attacco ormai è concluso dalla tirata in questo momento, ricordiamolo, di Costanzone della Guarducci Costruzioni. E quindi possiamo riparlare nuovamente di gruppo compatto quando ci troviamo sempre sulla tangenziale che poi riporterà i corridori verso le prime abitazioni di Iolo. Quindi si voltano in questo momento anche gli uomini della Ubaldo Signori, anche coloro che erano in fuga si rialzano, si riparla nuovamente di gruppo compatto, ma c'è un nuovo
tentativo di allungo quando mancano 2 giri alla conclusione. Si va verso le fasi conclusive di questa 31esima Coppa Melani ed è con il numero 4 Mannucci Marco della società organizzatrice del GS Bottegone che prova l'allungo di Mannucci quando mancano 2 giri alla conclusione. Quindi si va verso la fine di questa 31esima Coppa Melani. Il vantaggio di Mannucci è di un centinaio di metri sul gruppo, quindi veramente poco il suo vantaggio. Vedremo se riuscirà a tenerlo per gli ultimi 2 giri. Ricordiamolo, ogni giro misura 3.800 metri, quindi vedremo se lo sforzo di Mannucci riuscirà a essere tale oppure si vanificherà come tutti gli altri che ci sono stati precedentemente. Intanto passa sotto lo striscione di arrivo che segnalava 2 giri alla conclusione, sempre Mannucci della Bottegone che sta facendo l'andatura, ma il gruppo ormai si sta quasi per riportare. Sono 2 intanto le unità che cercano di portarsi sotto, un esponente del team prodotti Chellini e un esponente del Campi Bisenzio. Vedremo se riusciamo a scorgere i numeri per potervi dire di chi si tratta insieme a Mannucci, ma niente da fare, ormai il gruppo che si riporta quasi interamente sul battistrada, sempre maglie Aquila Ganzaroli e Campi che stanno particolarizzando questa manifestazione con i loro scatti e controscatti. E vediamo, quando usciamo adesso dall'abitato di Jolo ci riportiamo verso la superstrada in queste battute conclusive, sempre uomini Campi Bisenzio a fare l'andatura. Sono sempre davanti in questo momento, si è diviso il gruppo in 2 tronconi e riprova in questo momento un uomo dell'Aquila Ganzaroli con il numero 43. Troviamo nuovamente Acco Francesco della società fiorentina dell'Aquila Ganzaroli che cerca di uscire nuovamente dal gruppo. Dietro altri scatti e controscatti per riprendere il corridore della società fiorentina. Vediamo adesso con il numero 56, si tratta di Sacchetti Adriano del team prodotti Chellini che cerca di riportarsi su Acco e così si forma quindi una coppia al comando. E quando passano adesso sotto lo striscione di arrivo suona la campana dell'ultimo giro, quindi ultimo giro per questa gara riservata, ricordo, alla categoria Juniores in questa 31esima Coppa Melani che ha visto 12 squadre al via con 62 partenti, caratterizzata molto questa corsa dagli attacchi delle società dell'Aquila Ganzaroli, del Campi Bisenzio e un grande controllo da parte delle altre che adesso si stanno riportando sotto i battistrada. Quindi nuovamente gruppo compatto, vedremo se qualcuno riuscirà ad proporci un'azione da finisher oppure se la gara si risolverà in volata. E con le immagini siamo sull'arrivo, vedremo se sarà cambiata la situazione oppure si parlerà di un arrivo a ranghi compatti. Ci segnalano il gruppo compatto, qualche tentativo di allungo ma niente di particolare, quindi non riescono a prendere vantaggio i corridori del gruppo e si parla dunque di un arrivo a ranghi compatti e li vediamo già sullo stradone che li porta all'arrivo. 250 metri ormai per i corridori, vediamo maglie del Campi Bisenzio davanti, attenzione una maglia Ubaldo Signori che esce da tutte il centrostrada, la maglia Ubaldo Signori è quella di Andrei Voicu che va a vincere davanti a Genovese, Rosellino, Salvi e Di Stefano. Adesso andiamo a sentire le dichiarazioni dei protagonisti nel dopo corsa. Andrei Voicu, vincitore quest'oggi a Jolo. Andrei, insomma, una vittoria già per te l'avevi conquistata, oggi una volata che ti ha visto veramente dominare dall'inizio alla fine. Sì, oggi ci tenevo a far bene perché volevo dedicare questa vittoria al ragazzo che è scomparso al giro, Walter Weyland, e diciamo ce l'ho messa tutta sin dall'inizio. Ho avuto una grandissima mano dai miei compagni di squadra e poi nel finale sono restato un po' dietro all'ultimo giro, però sono riuscito a rimediare e vincere in volata. Genovese Nicola, secondo classificato qui oggi a Jolo. Insomma Nicola, sappiamo che hai già vinto 3 gare per quest'anno, quindi una stagione che sta andando bene. Oggi correvi da solo, però nonostante tutto un secondo posto è arrivato. Sì, è arrivato un bel secondo posto, una bella gara, molto veloce. Sin dal primo giro c'erano tante squadre che tentavano di portare fuori una fuga, però Ubaldo Signori, la Grube Costruzioni chiudevano sempre. Ho visto a metà gara che molte squadre volevano arrivare in volata, ho scelto la ruota di Voicu, però all'ultimo chilometro c'è stato un po' di confusione, mi trovavo intorno alla 15ª posizione. Sono riuscito a rimontare un paio di posizioni, sono rimasto troppo presto al vento e poi Voicu è stato più forte in volata. Siamo qui con il terzo classificato, Rosellino.
insomma Rosellino, un terzo posto che comunque ti dà morale, perché insomma arrivare dietro a Voicu e a Genovese insomma non è poco. Beh sì, noi si spera sempre nella vittoria, poi giustamente le ruote sono quelle lì da prendere e oggi ci ho provato però rimangono sempre più forti, si spera in un futuro. Primo Mori, allenatore della GS Ubaldo Signori, insomma oggi abbiamo visto un Voicu, soprattutto la squadra che ha attaccato sempre, ma poi un Voicu alla fine che ha valorizzato un lavoro di tutta la giornata. No, noi ci teniamo a questa vittoria, a questa cosa qui, perché siamo vicini agli sponsor, qui a Guarducci e tutta l'equipe della squadra Ubaldo Signori. Voicu è andato benissimo in volata, perché lo sappiamo che ha vinto il Giro della Toscana, ha vinto la classifica degli sprint, ha già vinto la seconda corsa e questo oggi merita anche alla squadra, perché hanno chiuso sempre tutte le fughe che c'era, i ragazzi hanno chiuso, Costanzone, insomma tutti gli altri, si sono comportati bene. Questa vittoria la voglio dedicare a tutti gli sponsor, perché siamo proprio in casa. Siamo qua con il patron della Ubaldo Signori Guarducci Costruzione, Alessandro Guarducci. Alessandro, abbiamo visto ormai la tua squadra che negli anni ha sempre raccolto degli ottimi risultati, oggi qui un'altra volata vinta da voi. Sì, voi come un velocista, quasi anche te, diciamo così, ma con noi, però detto questo oggi mi pare una vittoria anche di tutta la squadra, perché la squadra ha lottato fino in fondo per portare e la volata lui ha fatto la sua parte. Insomma, quindi dicevamo vittoria di Voicu, e a chi la vogliamo dedicare questa vittoria? A tutta la squadra di sicuro, e poi c'è il Poltri che finisce gli anni, si dedica a lui. Con noi Maurizio Poltri, team manager della squadra della Ubaldo Signori Guarducci Costruzione. Insomma Poltri, oggi finisci gli anni, quindi Voicu ti ha fatto un bel regalo. Sì, credo questo è un bel regalo per noi che ci sia tanto da fare, purtroppo sai, ci vuole anche fortuna. Oggi abbiamo avuto una squadra che sono stati molto vigili, hanno rintuzzato tutte le fughe, Costanzone ha fatto un lavoro eccezionale, credo che Voicu abbia vinto, ma ha vinto l'Ubaldo Signori Abisol Guarducci Costruzioni. Le ringrazio di cuore a nome dell'Ubaldo Signori e speriamo di continuare questi bei risultati. Siamo con l'organizzatore di questo 31esima Coppa Melani, Edoardo Zanovetti. Insomma Edoardo, una bella giornata di sole che ha caratterizzato una bellissima gara. La giornata di sole senz'altro è in paragone all'ultima gara organizzata sotto la pioggia. Comunque la gara non mi sta a me dirlo, però mi sembra una bellissima gara, un bel podio, la gara battagliata perché c'è stato un continuo di punti, quindi praticamente penso malgrado, non so, un numero un po' nottabile, tanto insomma lasciamo perdere, via. Però io sono contento perché quando uno organizza una gara è importante che non succeda nulla, fa tutto bene, la corsa è andata bene, combattuta un bel podio, quindi io mi amo molto soddisfatto. Bene. Appuntamento a giugno a un'altra gara, poi c'è un'altra gara di settembre che noi quest'anno organizziamo 5 gare, quindi il nostro contributo lo diamo, però non tutte le società accettano e l'apprezzano.